C'è un problema grande come una casa sulla velocità con cui la Giunta risponde alle interrogazioni che noi presentiamo. L'abbiamo già fatto presente alla Presidenza anche attraverso una lettera formale. Per le interrogazioni a risposta scritta ci sono 20 giorni, punto. Per le interrogazioni a risposta immediata addirittura il tempo tecnico di poter istruire la pratica per l'Aula. Ora abbiamo tutte interrogazioni che giacciono da diversi mesi senza risposta. Faccio un esempio: io ho depositato un'interrogazione a risposta immediata il 25 di febbraio che si intitolava "Che fine ha fatto l'app Zero Covid Veneto?". Sono passati quasi 2 mesi, lei capirà, Presidente, che il concetto di immediato dentro questo contesto è difficilmente giustificabile. Aggiungo una questione che peggiora la situazione, perché come lei sa e i colleghi sanno, molto spesso i giornalisti che fanno il loro mestiere, nel momento in cui vedono che noi depositiamo le interrogazioni, pongono il quesito al Presidente Zaia a Marghera. Ora abbiamo 2 questioni: o introduciamo nel regolamento una nuova forma di sindacato ispettivo che si chiama interrogazione a risposta a Marghera e noi prendiamo atto e quindi noi facciamo l'atto ispettivo e Zaia ci risponde a Marghera, va benissimo. Mi pare che sia però una soluzione un po' svilente per questo Consiglio regionale, che anche oggi in piena pandemia registra l'assenza del Presidente. Io credo che lei, Presidente Ciambetti, debba far valere rispetto alla Giunta il ruolo che questo Consiglio regionale ha. E allora, se presentiamo interrogazione a risposta immediata, la risposta immediata viene venuta a dare in Consiglio regionale e non nella conferenza stampa di Marghera.